Isola d'Elba. Adriatica è lì. Alla banchina del cantiere Esaum. Spostati un attimo. Ecco, è lì. Adesso si vede. Ciao. Mattia e Carlotta. Loro sono gli skipper di Adriatica che hanno messo a punto Adriatica, credo, fino a 5 minuti fa. Partiamo domani. Noi ristrutturiamo Adriatica un pezzo alla volta. L'anno scorso è toccata alla prua, adesso è toccato alla poppa. Si fa quel che si può, non siamo dei grandi armatori. Dai, andiamo a vedere Adriatico come è stata ristrutturata. Refitting. Oh cavolo! Lo yachting? Refitting. Andiamo a vedere il refitting di Adriatica. E i pannelli fotovoltaici, quelli nuovi! Leggerissimi! L'ultimo ritrovato Enecom. Al restauro di Adriatica ha partecipato un master della Facoltà di Architettura di Firenze. Oh! Dai! Già vedo... Che bello! Chi ha detto da sempre voglio le doghe bianche? Maurizio. Verniciate con la vernice ad acqua, quella giusta che non puzza, naturale, che ci ha dato appunto i colori della terra. Adriatica è una barca ecologica. Quella che una volta era un'unica cabina di poppa, pseudo matrimoniale, sono diventate 2 cabine con 4 posti, 2 bagni. Adriatica è una barca da lavoro, sia pure confortevole. Guarda in basso, guardati i piedi. Le luci lì? Dai! Per la notte. Guarda i piedini, già che sono belli i piedini, anche blu. Di notte. Se uno va in una cabina a trovare qualcun altro, eccetera, non inciampa. Adriatica è una barca collettiva dove si socializza. Abbiamo un posto in più, infatti. E queste sono le nuove cabine, pronte ad accogliere l'indomani il nuovo equipaggio che darà vita al viaggio degli Argonauti. Guarda, sono arrivati adesso. Ciao. Eccola qua la nuova, prima ciurma di Adriatica, selezionata tramite il concorso Cercasi Star Kuwait per interpretare il ruolo dei grandi navigatori dell'antichità, gli Argonauti. Come si dice, benvenuti a bordo. Grazie. 1500 aspiranti velisti per caso hanno mandato la loro video autocandidatura. Hanno mandato al sito della Kuwait la loro proposta filmata. Sono stati scelti in base alle loro caratteristiche, a quello che hanno fatto e hanno detto, a come si sono proposti. Ed ecco i vincitori della prima tratta del viaggio sulla rotta dei popoli del mare. Stefano Armati, in arte Mataro da Vergato, musicista, artista, pittore digitale, suona la lira, segno zodiacale Ariete. E mi piacerebbe molto partecipare ed essere con voi in questo viaggio degli Argonauti per caso, li possiamo definire così. Lara Carrer, casalinga, mamma di 2 bellissimi bambini, non soffre il mal di mare, sa nuotare, viene da Pradamano, Udine. Cesare Filippo De Mezzo, detto Filippo, anche lui di Udine, 38 anni, esperto di logistica, supervede l'approvvigionamento merci di un supermercato, intossicato da nevrosi da lavoro, colleziona pipe e accendini Zippo. Sono sempre pronto a partire. Guido Noto, 21 anni, di Palermo, appassionato di vela, Sono un velista di vela. si occupa di alta finanza. Amoni. Ma sono perfetti per interpretare i personaggi del nostro viaggio mitologico. Abbiamo Atalanta, abbiamo Orfeo. Tu sei il marinaio, vero? Sì. Io ti ho visto nel filmato. Li abbiamo tutti, quindi abbiamo i Dioscuri. L'hai fatto apposta? No! Come no? Giuro, no! Facciamo un sorriso. Eccoci qua. Castore Polluce. Sono qua. Tutta tua. La mia amica Lorella partecipa al viaggio in qualità di scenografa, che ha portato anche una scenografia. Cioè, fammi vedere. Sorbole, bellissimi. Gli scudi. Mi sono andata a documentare su quelli che erano i disegni e le forme che utilizzavano loro.
Beh, è stata molto brava a documentarsi riguardo a popoli misteriosi che comunque risalgono a più di 1000 anni prima di Cristo. Che esperienza hai di barca? Ci sei andato? Sì, una volta. Non ho mai navigato. Però il navigatore... dopo poi ci Frequentemente. Come No, dove? io ho un con derive, quindi barche piccole. E Lara ha esperienza di barca? Primo incidente. Evidentemente no. Sto bene. Beh, insomma, salire a bordo è già qualcosa. Insomma, i nostri velisti molto per caso sono pronti per navigare sulle rotte dei popoli del mare. Libera! Ebbene sì, bianco come la neve. Cominciamo questa avventura. Comunque stiamo partendo da Portoferraio, posto dove già sono venuta e posto dove già ho visto tante cose, ho imparato tante cose. Questo era il luogo che forse gli argonauti stavano cercando, perché questa era Italia, il luogo dove c'erano i fuochi che servivano per sciogliere il ferro. Era l'isola del ferro, l'isola dei metalli. Che fossero questi metalli il vero vello d'oro? Stiamo uscendo dal porto di Portoferraio, guarda che bellezza! Fammi godere questo panorama, questi palazzi storici, questo spessore che ha quest'isola dove è successo di tutto, anche un po' più recentemente rispetto al periodo degli Argonauti. Ma l'Elba non è solo il luogo in cui i mitici argonauti sono sbarcati in cerca di metalli, ma l'Elba non è mica solo Etruschi. Successivamente fu sfruttata e colonizzata anche dai Romani, poi ci sono stati i Medici, poi c'è stato anche Napoleone in esilio nel 1814. Ci è rimasto meno di un anno, ma ha lasciato il segno. Ha fatto costruire un paio di ville, Villa dei Mulini e più in là Villa San Martino. Insomma, l'Elba è un'isola piena di storia. Adesso lui è alle prese con la gassa. Gassa d'amante. Guido, l'unico che ha esperienza di navigazione, ci fa ripassare i nodi. Il serpente esce dalla tana, gira intorno all'albero e rientra nella tana. Il serpente esce dalla tana, gira attorno all'albero e rientra nella tana. È una metafora anche molto sessuale. Tutto questo entrare e uscire. L'albero. L'albero, il serpente. È vero, però serve per ricordare. Pronti per issare la randa! Prua al vento! Guido cazza la drizza della randa, cioè tira la corda che tira su la randa, che è la velona triangolare. Bravo Guido, bravo! Abbiamo mollato la borosa e la scatola mantiglio. La mantiglio e la borosa vanno sempre di conserva. C'è del tenero, chiaramente, tra la mantiglio e la borosa. La borosa tira la randa, la mantiglio provoca l'erezione del boma, che comunque si regge sull'intreccio amoroso tra la borosa e la mantiglio, che poi alla fine sono due corde, anzi due cime. Sembra stupidaggine, ma per ricordarsi i nomi marinareggi, uno deve in qualche modo memorizzarli in base a una serie di suoi ragionamenti. Poi casomai sbaglia. Ricordo un mio amico che invece di definire la battagliola, la definì la scaramuccia, la guerricciola, e molti non capirono. Scuola di vela su Adriatica, tutti a lezione da Mattia. Laggiù abbiamo la spiaggia delle Ghiaie, poi abbiamo Capobianco e tutta la spiaggia bianca che si vede dopo è quella di Sansone. E invece sullo sfondo davanti alla nostra prua c'è Capoenfola. Parla come una cartina stampata. Bravo! Grazie, grazie. Mattia, bello e bravo. Ecco chi interpreterà Giasone. È un Giasone perfetto. La storia degli Argonauti è la storia di grandi navigatori che navigano per tutto il Mediterraneo, avanti e indietro, alla ricerca del vello d'oro, ma non solo, alla ricerca di avventure con la nave Argo. Una nave incredibile, meravigliosa, che li porta in giro, come noi su Adriatica. Ma come iniziò la storia degli Argonauti? Giasone, fai attenzione!
ti riguarda, perché un re cattivo Si chiama Peglia, che è il fratello del padre di Giasone e l'ha usurpato e l'ha ammazzato. E lui verrà a sapere che lui sarà ucciso da un giovane. con un sandalo solo. Questo Giasone, questo personaggio, questo giovane, verrà con un sandalo solo, vestito con una pelle d'animale e sarà quello che lo ucciderà. Allora Peglia si prende un po'. A questo punto dice: guarda, tu ti meriti il regno, no, no, perché tuo padre, perché io, no. Però effettivamente se tu conquisterai il vello d'oro, avrai il regno sicuramente, te lo cederò. Quindi Giasone fece appello ai migliori guerrieri dell'epoca e si preparò a partire per la più grande impresa marinaresca dell'antichità. Cosa dici, Mataro? Facciamo... Io adesso dismetto gli occhiali da turista per caso e vado a fare l'argonauta per caso. Adriatica come Argo e Mataro come Mi Orfeo. infilo la mitica coroncina, molto greca, fa molto greco, no? E cominciamo a dare le prime notizie. Appena la nave ebbe preso il largo, gli argonauti sacrificarono 2 buoi ad Apollo per propiziarsi il viaggio. Ma cosa succede? Mentre sacrificano i buoi, naturalmente mangiano, bevono, si ubriacano e diventa un baccanale talmente pazzesco che incominciano a lottare fra di loro, i Dioscuri cominciano a lottare fra di loro, sono dei lottatori fra l'altro, sono della E gente avrebbero incredibile. compromesso il viaggio se non fosse intervenuto Orfeo, che placò gli animi dei compagni col dolce suono della sua lira. Bling, bling. Ma a bordo di Argo non c'erano solo Giasone e Orfeo. Teleargo, una notizia unica e sì, molto interessante. Abbiamo un caso la nave Argo, di transgender. abbiamo un transgender. Si chiama Cenea il Lapito, che un tempo fu donna. Come fosse, non possiamo sapere cosa era venuto fuori, no? Sì, beh, stranissimo. Sì, veramente. Sulla nave Argo degli Argonauti non si sono fatti mancare Niente, c'era anche il transgender. E c'era anche una donna vera, Atalanta, la velocista. Viene detta Atalanta di Calidone, vergine cacciatrice, quindi probabilmente la sua velocità era data anche dal correre dietro gli animali. Atalanta, vergine cacciatrice. Va bene, dai. Lara sarà Atalanta, la donna più veloce del mondo. Sicuramente comunque lei perde una gara. E questo è famoso perché poi ci sono anche molte rappresentazioni di questo nei quadri. Atalanta sfida Melanione che lascia cadere dei pomidoro che lei si ferma a raccogliere, per cui perde la gara, ma guadagna l'oro e l'amore di Melanione. Esatto. Ma allora si è fermata apposta. ma scherzi, Diciamocelo, ma insomma... Saudi e marito, che cosa voleva dire? Mica scema, scusa, si ferma a raccogliere il pomidoro. Non pomodori, ma pomidoro. A proposito di pomodori, Facciamo un tipico piatto mediterraneo. Le freselle, pomodoro fresco, condito sopra, se c'è basilico, olio e via. Isola d'Elba, la baia del Viticcio, i popoli del mare 2. Ah, ma dove eravamo rimasti con la storia degli Argonauti? Mentre tutti fanno il bagno, racconto a Zoe la storia dell'incontro di Giasone con Medea. E Giasone che è andata dal re e il re ha detto: prima che io ti dica dov'è il vello d'oro, tu prima devi vincere delle prove. Devi prendere 2 tori che sbuffano fuoco e fiamme dalle narici, devi aggiogarli, mettere il giogo e poi devi arare un sacco di terra, un campo grandissimo. Dopo che hai fatto questo devi seminare dei denti di drago dai quali nasceranno innumerevoli giganti. Dici, quando tu hai fatto questo e torni vivo da tutto questo,
Io ti dico dove andare a prendere il vello d'oro. Il vello d'oro è appeso su un albero al quale è stato messo a guardia un drago cattivissimo. Dice, vabbè, Giasone si mette sul sasso lì vicino alla nave e dice, ma perdo tutto, cosa faccio? Poveretto, lui deve essere aiutato da qualcuno e chi l'aiuterà è la giovane Medea. Un bambino tutto solo che non sa con chi giocare, è un canto, non è un pianto che si perde all'orizzonte, sul partire lentamente di una nenia dolcemente, in un bosco sto correndo, animale senza tempo, sento l'acqua che respira contro tronchi di cemento. Una donna che si bagna di carezze sconosciute, la sua pelle è al ricamo degli amori già vissuti, un uomo che si lagna degli amori ormai perduti, amore mi fa disperar, amore mi fa palpitar, amore che vien, amore che va, finché amor torna. A sapere quello che ha fatto poi dopo, che è scritto nelle tragedie, poteva perfettamente fare la cosa tutta da solo, ma comunque... Esatto, Medea poteva dire anche arrangiati, arrangiati. E invece perché la tradisce, sposa un'altra, eccetera. Invece Medea in questo caso è purtroppo anche lei aggiogata da una magia. E il figlio di Venere, Amore, l'ha fatta innamorare di questo giovane che è lì così un po' triste, che sta pensando cosa faccio e cosa non faccio. Succede, quelli un po' tristi così, che così uno si innamora, non so perché, ma è così. Ah, che cosa fa fare l'amore? Il primo bagno dopo 10 anni è fenomenale. Come dopo 10 anni, scusa? Sì, mia moglie non può andare al mare, cioè non può prendere il sole, per non indurla in tentazione abbiamo rinunciato alle vacanze al mare. Come si fa a stare senza il mare? Pensa per me che lavoravo in un porto. Allora? Il mare? Ma il mare è anche traditore. Mataro, Orfeo, è stato aggredito da una medusa. Pare che siano state importate delle meduse molto dolorose, piccole e fastidiosissime, e io ne ho appena beccata una. Carlotta, Dimmi. tu che hai studiato, che sei naturalista e biologa marina, a cosa servono le meduse? Perché dobbiamo sopportare le meduse al mondo? Chi è che mangia le meduse? Le tartarughe le mangiano. Però E non poi ci sono tutto sempre- serve. Esatto. L'uomo cosa serve? Grande verità. È tutto relativo. Oh però. Mi metto così? Alla pecora. Vado, Dopo la pomata, Lorella segna scaramanticamente l'ustione, un rito di medicina tradizionale. Ma allora Lorella è anche maga, come Medea quando si trasforma in anziana maga per aiutare segretamente Giasone. No, guarda, è migliorata moltissimo, Ah, ci credo, guarda, l'ho sentito. Adesso mi brucia da morire. Cioè, mi sfregata. C'è un bruciore. Succede con le magie. Anche Medea, nella storia degli Argonauti, compie un rito magico. Da giovane che era, diventa irriconoscibile, una strega capace di magie incredibili. Anche di fare ringiovanire il vecchio re Pelia, che ha mandato Giasone alla conquista del Vello d'Oro per non cedergli il regno. Circondata dalla fama di grande sacerdotessa, va da Pelia e gli dice: tu vuoi ringiovanire, tu vuoi essere giovane, bello, ecco, vuoi ringiovanire? Bene, io ho il segreto del ringiovanimento. Medea, per convincere il re Pelia del suo grande potere, prende un vecchio caprone, lo taglia a pezzi e dai pezzi fa nascere un capretto giovane. A questo punto
punto Peglia ci crede e a questo punto si sottopone alla prova. Cosa può succedere mai a questo Peglia? Peglia viene fatto a pezzi dai propri figli che all'inizio dicono no, ma non possiamo ammazzarlo, ma lei gli fa un incantesimo per cui loro non capiscono più niente, fanno a pezzi il padre chiaramente non diventa giovane ma diventa una specie di spezzatino. Una ciurma di velisti per caso a bordo di Adriatica all'isola d'Elba. Come va dopo le prime ore a bordo? Che ore sono per cortesia? Non lo so, è la prima volta nella mia vita che sono senza orologio. Filippo, esperto di logistica, uno staccanovista che lavora sempre. Che non vive se non caricarica il cellulare. Oggi ho lasciato il cellulare in cabina. Questo pomeriggio ho dormito. Primo pomeriggio che dormo da 20 anni. Adriatica, fa bene alla salute. È meraviglioso. Mare, fare niente, che è una cosa che anche io aspettavo da un po'. Sole, poi bellissime chiacchiere. Mi sto divertendo. È buono quello che sta succedendo. È diverso, è nuovo, è emozionante anche. È la barca, bellezza. Peccato che adesso Partiamo per il set. Ma sì, perché alla nostra ricostruzione manca un pezzo fondamentale: lo sbarco degli argonauti proprio qui, all'Elba, sulla spiaggia delle Ghiaie, dove, secondo la leggenda, lasciarono anche una traccia del loro passaggio. La spiaggia non è propriamente deserta, è perché è la spiaggia proprio di Portoferraio, però c'è un punto dove possiamo metterci. E abbiamo anche un teatro dove poterci trasformare. Is everybody ready? Because this is a song you probably know. It's gibbity-bop, it's gibbity-bop. I'm looking at the only place I wanna see. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. It's gibbity-bop. Ma non va! Atalanta è pallidina e Giasone ha una bronzatura da muratore. Beh, potrei truccarli con del lucido da scarpe. No, meglio cospargerli con la terra rossa del campo da tennis. Che Giasone, ragazzi! Oh, cavolo! Allora siamo pronti! Rimase bagnante? Vai con la ricostruzione storica! Giasone, fra le tante peripezie che lo portarono in giro per il Mediterraneo, sbarcò qui, sulla spiaggia delle Ghiaie, all'isola d'Elba. Gli argonauti attraccarono la loro nave Argo vicino alla costa. Esplorarono una terra sconosciuta e inospitale. Ma esausti e scoraggiati per la ricerca del vello d'oro, si accasciarono sulla spiaggia. E sui ciottoli bianchi caddero le gocce del loro sudore, della loro fatica. E questi ciottoli rimangono ancora segnati dal loro passaggio. Dietro ogni leggenda, dietro ogni mito, a ogni favola c'è qualcosa di vero. Queste sono le lacrime degli argonauti. Il fatto che loro venissero qui e che buttassero su questa spiaggia le loro lacrime, il loro sudore, che cos'altro è se non il fatto che il sudore, le lacrime, sono la fatica di estrarre i minerali dalla terra. È la stessa cosa che si dice in Perù dell'oro. L'oro sono le lacrime degli dei. Il sangue, il sudore, le lacrime sono sempre qualcosa collegato all'estrazione dei metalli.
Dopo il mito degli Argonauti si passa alla realtà storica. Qui, sulla spiaggia degli Argonauti, questi segni neri sui sassi sono il segno che qui si estraeva il ferro. E qui abbiamo un etrusco. Questo qui è il pileo, l'emblema dei fabbri etruschi. Me lo mette? Sì. Siamo due etruschi. Sì. Praticamente tu, Gino Brambilla, Sì, piacere, sì, detto anche l'arte Petrus. l'Art Petrus, Petrus. cioè Etrusco. nella sua funzione di fabbro etrusco. Ebbene, tu praticamente fai dell'archeologia sperimentale, nel senso che ti poni il problema di come gli etruschi potevano fare veramente a fare i forni, a fondere il ferro, eccetera. E siamo riusciti a capirlo veramente. Dovevano raggiungere i 1300 gradi. Nei forni di fonditura sparsi per tutta l'Elba e sfruttando il legno abbondante delle sue foreste, gli Etruschi fondevano il ferro estratto dalle miniere. Questo è l'ugello che porta l'aria del mantice, che si trova a questa posizione qua, e manda l'aria all'interno del forno. Quando il forno funziona, questa è la bocca di carica e di qui viene gettato il carbone acceso, il minerale, e in continuazione sino a quando raggiunge 10-12 ore di operazione e che si ottiene appunto questo blumo, questa spugna di ferro, come dicevano gli antichi, che poi viene trasformata da ferro dolce in acciaio. Gli Etruschi non solo estraevano il ferro, non solo commerciavano il ferro, ma alla fine hanno loro scoperto l'acciaio. Seppure, trasformando il ferro in acciaio, che è stata poi, grazie agli Etruschi, la potenza romana che si è allargata in tutto il Mediterraneo. E l'uso del ferro ha dato la spinta a tutto lo sviluppo tecnologico della storia che conosciamo. Ma furono i mitici Argonauti, avanguardia dei popoli del mare, a scoprirlo proprio qui, in questa isola unica nel suo genere che è l'Elba. Adesso ci prepariamo a issare la randa perché ci sarà abbastanza mare, così la barca starà molto più stabile e navighiamo meglio. Adriatica, con la sua ciurma di velisti per caso e di argonauti per gioco, risale verso nord-ovest. Andiamo verso Piombino, nel golfo di Barazia, Populonia. Arrivederci alla prossima puntata, navigando lungo il Tirreno sulle tracce dei popoli del mare.